A tutti, mi pare che siamo già abbastanza numerosi per poter cominciare. Vi ringrazio naturalmente per la presenza e del resto si tratta, penso, di un libro importante, perché importante è stato l'autore che lo ha scritto. Come avrete letto probabilmente sì, anche dalle presentazioni che abbiamo fatto girare anche sul giornale, si tratta di una riedizione di un libro importante di Tito Maniaco che era stato pubblicato a metà degli anni 90, sempre dalla nostra casa editrice, dalla KV. Era un libro che veniva in un momento particolare della nostra storia, a metà degli anni 90, dopo che erano successe molte cose a livello internazionale, la cosiddetta fine dei regimi socialisti, la caduta del muro, e poi in Italia c'erano stati tanti cambiamenti politici, e in particolare questo successo che ormai si stava delineando in quegli anni della Lega e di tanti movimenti che sembravano chiudere gli spazi che nei decenni precedenti si erano aperti rispetto ai rapporti a livello culturale, sociale, politico, a livello europeo e mondiale. E Tito, che era sempre molto attento naturalmente a tutte le cose che succedevano, si è sentito in dovere di dire qualcosa in quegli anni rispetto anche alla società friulana e a tanti stereotipi, tanti modi di pensare che i friulani hanno di se stessi. Questo spiega naturalmente anche il titolo, l'ideologia friulana. Naturalmente credo che in questo libro, più che in tanti altri, venga fuori tutto il modo di pensare, anche ideale e politico di Tito Maniaco, ma queste cose verranno spiegate molto meglio dai relatori. Io volevo soltanto dire che l'edizione è aggiornata rispetto a quella del 1994, perché insieme con Marina si è deciso di inserire alcuni articoli sullo stesso argomento del libro, naturalmente, che Tito Maniaco aveva pubblicato prima sul Friuli, poi sul Nuovo, e che hanno continuato la sua riflessione su questi argomenti. Adesso per introdurre e per capire anche lo stile narrativo di Tito, perché oltre a dire delle cose interessanti le diceva anche in una maniera splendida, Massimo Somaglino, che penso tutti quanti conosciate, un grande attore friulano, alto in questo momento. si leggerà quello che penso sia l'inizio, no? Proprio L'inizio. Ab aqua liquentie usque ad ducatum meranie et a montibus usque ad mare il Friul chiapedentri dai siei confins naturai la region fra la Livenza e il Pilimento, di quei e la planure fra il Pilimento, il Lusince e il mare, la montagne a tramontane di tutti schesti saghis canon chiaramente. In tutte le regioni nominate sparsore vie, avvi fu una popolazione di passe, o calcoli io, 550.000 animis e un buon 10 milioni di loro avevano il dialetto romansch furlan. Ma i friulani, nonostante autoconsolatori sforzi, non esistono più. Ciò è doppiamente drammatico in quanto capita loro di essere contemporaneamente cittadini italiani che, come è noto, avendo avuto soltanto 20 mesi, dall'8 settembre 43 all'aprile 1945, in 143 anni per diventare nazione e avendo mancato l'obiettivo, tali non sono da considerare ancora. Così dibattuti,
Essi si trovano non tanto per una colpa innata, iscritta nel loro codice genetico, quanto per i riflessi della colpa, se colpa può essere la costante incapacità di farsi della propria, si fa per dire, classe dirigente, che il friulano con amabile e freudiana ignominia chiama ancora, fingendo di sorridere, coloro che stanno in alto, sorestans. L'unico momento in cui questa classe dirigente ha cercato realmente di esserlo è stato quando fra il secolo X e il XIII parlava l'alto tedesco dei patriarchi ghibellini e i suoi occhi collettivi non riuscivano nemmeno a vedere l'indistinta plebe che già parlava friulano, ma che altro non era se non un accessorio della terra. L'unico momento in cui questa classe dirigente si è avvicinata alla storia universale è stato quando il piede del conte Arco, che transustanziava il piede del conte Hieronymus di Colloredo, di nobilissima famiglia d'origine friulana, arcivescovo di Salisburgo, o i deliziosi austriaci di Thomas Bernhard, si avvicinò al fondo schiena del plebeo Wolfgang Amadeus Mozart, che il suddetto borioso furlano austriaco chiamava mascalzone, pidocchioso, mattolle. Il fatto di essere stati mal governati, maltrattati, non ha mai messo i friulani nella condizione di ribellarsi, tranne nei pochi giorni incorsi fra il giovedì grasso e il mercoledì delle ceneri del 1511 e nelle consuete forme del furto campestre, del contrabbando e del banditismo. Questa, dunque, che potrebbe apparire una sorta di inferocita invettiva contro tutti i friulani, in realtà è dunque un'accusa alla loro classe dirigente. Poiché, però, essi non hanno mai saputo, potuto, voluto distinguersi, staccarsi da questa, è logicamente coerente che debbano sentirsi investiti. Comunque è certo che questa classe dirigente o elite o classe politica, pur nella sua micragnosa pochezza, una sua capacità è sempre stata in grado di esprimerla, e cioè l'operazione dell'invenzione della tradizione all'interno del sogno di una comunità ideale, unita nella lingua, nei costumi, nella religione, senza differenza di classe, un monolitico blocco organico che è stato autoconvinto ad avere in comune, a possedere una mentalità collettiva di cui sfruttati e sfruttatori, sorestans e sotans sono i naturali ed istintivi usufruttuali. Gli inventori gestori di questo delicato e complesso meccanismo, che potremmo definire, viste le sue caratteristiche di costante ammodernamento, invenzione continua, sono stati gli intellettuali dal periodo romantico e risorgimentale ad oggi. Essi hanno elaborato e fatto proprio, con tutti gli aggiustamenti dovuti alle caratteristiche originali locali, il processo europeo di riscoperta del popolo e della sua supposta tradizione.